Chi sta suonando? Ma chi sta suonando? Ragazzi, ho sentito qualcuno che suonava. Mannaggia, ma stavo facendo un pisolino. Proprio ora dovevano suonarmi. Chi è? Chi è? Sto arrivando, datemi un attimo. Cosa? Una lettera per Salvo? Ma chi mi ha inviato questa lettera con scritto per Salvo e poi anche il cuore? Cioè, raga, un'altra ammiratrice segreta? Vi prego, ditemi di no. Dobbiamo leggere assolutamente questa lettera. Ma poi, dov'è il mio amico Vix? Probabilmente sta dormendo. Apriamo questa lettera e vediamo che c'è scritto. Ok, è venuta fuori. Oh, cavolo, che scrittura c'ha? Cominciamo a leggerla. Ciao Salvo, forse non sai chi sono io, ma ti scrivo perché voglio rivelarti un'importante verità. Una verità che mi sono tenuta nascosta per tanto tempo. Io vorrei dirtelo di persona, ma forse non so se ho il coraggio. G? Ragazzi, ma chi è questa G? Ragazzi, ma di quale verità stanno parlando? Ma non può essere la mia amica Giada, dato che all'inizio cioè lei, il suo nome inizia con la G, ma non può essere lei. Lei mi ha svelato tutta la verità, che era tornata per diventare amica mia. Quindi, che significa tutto ciò? Devo svegliare assolutamente il mio amico Vincenzo. Forse lui saprà chi è questa G. Vix, sveglia! Sveglia, Vix! Che vuoi, Salvo? È successa una cosa gravissima. Mi ha scritto una persona anonima dicendo che deve svelarmi un'importante verità. Ma vai a cagare, vai a dormire, vai! Fammi dormire! Ma a parte che mi sembri un maiale da come dormi. Dormi vestito nel letto. Ma ti rendi conto di che cosa stai facendo? Perché io sono un maiale, tu che cosa sei? Va a dormire, ma vai a cagare! Vix, ho bisogno del tuo aiuto. Ascoltami un attimo. Qualcuno mi ha inviato una lettera e non so chi è, dicendomi che tipo è un mio fan. Non capisco. Ma sei una cavolata che hai fatto tu per forza! Ti giuro che non è un mio scherzo. Ti prego, aiutami, Vix. Ho bisogno di scoprire chi è questa G che mi dice che deve svelarmi un'importante verità. Boh, vabbè, se lo dici tu ti aiuto. Però io stavo dormendo. Allora, Vix, ti spiego. Mi hanno inviato questa lettera e io non so assolutamente chi è. Crazy, ma tu quando dormo mi vieni a disturbare. Ma chi è? Allora mi devi aiutare a capire chi potrebbe essere questa G. Pensaci. Abbiamo mai fatto perché a quanto pare questa dice che mi conosce. Quindi chi potrebbe essere? Può essere Crazy che... ti ricordi quando avevi portato la tua fan sul tuo canale? E chi? Qual è mia fan? Ginevra! Sì, Crazy, lei Ginevra. Oh sì. mio Dio, Vix, hai ragione! Potrebbe essere Ginevra e io so anche dov'è casa sua, quindi... Ma che Crazy facci, vai, fammi dormire, vai a cagare. Va bene, ok, stai calmo. Stai, me ne vado. Ok, siamo arrivati a casa di Ginevra. Quanti di voi se la ricordano? Scrivetelo qui sotto nei commenti. La mia fan a cui ho regalato anche l'iPhone. Ok, proviamo a suonare. Ma... Ragazzi? È aperto! Oddio, ragazzi. È aperto! Non ci posso credere. Che è aperto, raga? Forse questo è un segnale. Oppure ci sono i ladri in casa. Oppure... non lo so se l'hai dimenticato aperto. Vabbè, dai, non facciamoci ora queste paranoie. Cerchiamo di andare. Vieni, Carl, seguimi. Vedete anche voi quello che vedo io? Ma c'è la porta aperta. Perché la porta è aperta? Ragazzi, ma non è che ci sono i ladri in casa e... no, ma dai, ma cosa penso queste cose? Ok, proviamo ad aprire. Ginevra? Ma che ci fai qua? Ma ciao Ginevra. Allora, scusami se ti ho disturbato. Aspetta. Era chiuso. Aspetta, ti posso spiegare. Ok, sediamoci un attimo, devo parlarti. Innanzitutto, hai scritto tu questa lettera? L'ho dimenticato a casa. Diciamo che ho trovato una lettera molto strana dove c'era qualcuno che mi stava dicendo che doveva dirmi un segreto, un qualcosa del genere. Però la sigla finale era con una G. Quindi allora ho pensato e ho detto Ginevra, la mia ex fidanzata Giada non può essere. Mia madre non si chiama con la G. L'unica che mi veniva in mente, poi in realtà me l'ha detto il mio amico Vince, è Ginevra.
Allora me l'hai scritta tu questa lettera o no? Ginevra, che cosa mi devi dire? Mi hai scritto tu la lettera? Non ci posso credere! Beh, Salvo, sinceramente sì, sono stata io a scrivere la lettera. Perché devo dirti una cosa di cui non ho il coraggio. Una cosa di cui non hai il coraggio? Ma di che stai parlando? Mi hai scritto una lettera, mi hai svegliato, dato che stavo facendo il mio pisolino pomeridiano, e adesso mi devi dire una cosa di cui non hai il coraggio? E poi, che cos'è tutto ciò? Un cuore qui, un cuore qui, un cuore finito male qui, un camino finto alle mie spalle e un camino vero qui. Ma mi sembra un set abbastanza romantico, per non contare questa candela. Beh, Salvo, ho preparato tutto io perché sinceramente non saprei come dirtelo, non ho il coraggio. Aspetta Ginevra, mi sa che ti stai impappinando un po'. Non hai il coraggio perché hai preparato tutto? Non ci sto capendo più niente. Che devi dirmi? Dimmelo una volta per tutte. Beh, Salvo, non saprei proprio come dirtelo, ma ti va di dividere una caramella che ho formato dal cuore? Ma perché dovrei mangiarmi una caramella? E poi da come parli sembri proprio triste. Io non ci sto capendo più niente in questa storia. Senti Ginevra, ci sono già tantissimi problemi. Babbo Natale finto, cosi con la mia ex, scherzi di mia madre. Non voglio aggiungere altro nella mia vita. Mi vuoi dire una volta per tutte perché mi hai scritto questa lettera? E che cosa significano questi cuori qui? Salvo, non vorrei rovinare la nostra amicizia. Hai dei capelli stupendi. No, occhi, no, non è vero. Sto dicendo. Salvo, non saprei proprio come dirtelo. Mi sto pure confondendo a parlare. Sì, ok. Abbiamo capito che tu non sai. So che ti stai impappinando. Ma perché lì c'è scritto, cioè soprattutto c'è stampato un uomo e una donna con scritto se veramente è amore dimmi quanto. Mi vuoi spiegare il perché? È tutto a tema amore qui dentro? Mi sa che sto cominciando a pensare male. Salvo, prima di dirti la verità, voglio farti un regalo. Seguimi. Ma dove stai andando? Aspetta, dove stai andando? Fermati un attimo. Il tuo regalo è. Ma dove mi stai portando, Ginevra? Ascoltami, Seguimi. ma questa è impazzita. Ma dove mi hai portato qui? Dove siamo? Il tuo regalo è qua dentro. Com'è qua dentro il mio regalo? Che cosa ci sarà mai qui dentro, ragazzi? Cioè, ok, va bene. Dato che i regali mi piacciono, apriamo. Sento dei rumori strani. Ginevra, ne sai qualcosa? Sì. Ma questi sbaglio è una tipo qualcosa del genere. Ok, vabbè. Ok, io sono molto contento. Come si apre qui? Così si apre qui. Ok, abbiamo aperto. Ma Ginevra? Ginevra? Sono delle galline? Ti sono piaciute? Ma che regalo è delle galline? Ma mi stai prendendo in giro? Mi vuoi dire quello che devi dirmi? O vogliamo continuare a prenderci in giro oggi? In effetti hai ragione, andiamo dentro. Ok, la mano è molto strana. Sì, ok. Dammi la mano. Perché dovrei darti la mano, Ginevra? Ok, aspetta. Prima però voglio fare una bella cosa. Voglio riscaldarmi al calduccio. Perché non fa calore questa cosa? Beh, Salvo, voglio dirti la verità. Ma che segni? piaciute. Ma perché mi hai preso la mano, Ginevra? Ginevra? Allora, aspetta, io ti giuro che non sto capendo. Che significa tutto ciò, Ginevra? Ginevra? Che cosa vuoi dirmi? Voglio dirti la verità. E quale sarebbe questa verità? Beh, Salvo, mi piacciono i ragazzi con i capelli blu. Mi Sì? piacciono anche gli occhiali rotondi. Ginevra, che cosa stai cercando di dirmi? Perché mi hai fatto venire a casa tua? Mi piacciono le bandane. Mi piacciono le maglie con l'aquila. Mi piacciono le collane. Quale maglia con l'aquila, scusami? Mi piacciono le maglie nere in generale. No, questa non me la posso togliere. Ginevra, ma stai scherzando? E quindi, perché mi hai fatto venire qui?
Tu mi piaci.